Dai, andiamo. Siamo pronti? Andiamo. Siamo pronti, CP. Ci siamo anche sbarbati così pesiamo meno. Coda a causa lavori in corso. Si ricorda ai nuovi guidatori e neopatentati di spegnere il veicolo quando si è in coda. Guarda se non dovevano imbastire il campo rom. Quindi dove abito oggi? Tac, in un campo rom, qui rom tra l'altro. Aspetta che Zoe vuole fare un discorso di qua che te butta sulla tenda. Vieni qua, ciao Zoe, ciao bellissima, ciao. Occhio che le ultimamente io uso poco, però mi serve. Devo dire che il parcheggio che ci hanno trovato qua i ragazzi è veramente molto comodo, si sta già riempendo di camper. E soprattutto una cosa che ringrazio tutte le divinità, Amy e Zoe, che non rompono le palle. Giusto adesso perché ha visto la fotocamera. La Zoe ce l'ha sempre avuta su con i microfoni delle mie fotocamere. Una roba, cioè la Zoe odia i road proprio. Dov'è la barba? Cosa? La tua barba? L'ho lasciata giù per guadagnare peso. Dobbiamo fare il falò qua in mezzo. Se no facciamo mettere Marco poi lì con la tela. Perché se no scusami quel sedere questo qua The se sound sarebbe of arrivato qua, ma Osei. come cazzo ti cambiava? È vero? Questa sarebbe un'invenzione geniale, no? Per tutti quei camperisti che non hanno voglia di svuotare il camper al termine delle vacanze o le gite. Cioè, oltre a scaricare acqua, te scarichi proprio tutto direttamente così. Camper Chef, Singano e Giovanni ti presentano il spaghetto coi cozze. Porzione da... no dai, ce la facciamo. Sì, adesso che sono ciccione le finiamo tutte, dai. È che è tutto sotto. Più infeminato, nel senso che ha più atteggiamenti femminili. È una finocchia. Dirò musica perché Ezio parla del pinciale. Faccio senza audio, vai tranquillo. No, mezzo busto, spalle e testa. Allora, Beh, tanto non ci sono macchine. Aspetta Ioanni. Allora, noi ci siamo messi in parte al depuratore. Tu dirai, ma forse perché gli piace farsi male? No, perché è in una zona abbastanza tranquilla, isolata. In più c'è questa torre panoramica che adesso andiamo subito a provare. So che sta? Questa è ostrega di uomo. Sì ragazzi, ci siamo, venite. You so bad, baby, why you gotta make me so mad? Your face is way too hard to forget, baby, why you gotta make me so sad? So bad, baby, why you gotta make me so mad? Contemporaneamente alle mie spalle, ossia dietro a quel parcheggio, no, dove c'erano i camper e le macchine, c'è anche questa bellissima, no, ciclabile lunga, fatta tutta di sterrato, che costeggia la laguna, no? Ed ora la parola agli esperti, cioè che cos'è, ci chiediamo, sta roba qua, no, sto battello, perché vedi che ha attaccato sto tubo qua, vedi il tubo, e noi diciamo, ma cos'è sto tubo, cioè cosa raccoglie, cioè non riusciamo a capire. Quella che scende qua a sinistra. CP. Mi chiederai, ma Singano è meglio qui o è meglio la Brusa? Ma che ti dirò, secondo me è meglio la Brusa, però è il solito discorso, cioè è come dire, è vero che in Italia abbiamo le cose più belle, però non è che devi vietarti di girare il mondo, ok? E quindi, anche se la Brusa è più bella... Guarda che mi
marmita che hai fatta? Com'era il discorso? Com'era il discorso? Com'era il discorso? Com'era il discorso? Vedi, questi fastidiosissimi rumori sono quelli che poi mi tolgono la monetizzazione ai video, no? Singano come sei venale. E che male che stai con la barba tagliata. Ma gliel'ho detto a mia nonna. Ma guarda una cosa, a parte la bellissima pettorina high-tech del CP, cioè, guarda che belle ste satine, guarda che belle satine, guarda che quarti, guarda che quarti, guarda che satine, guarda che satine. CP, chi è che disturba? Qualcuno disturba? E vuoi non pinciarti il caffè con l'Xbox One? Guarda. Cane, fermo. Ecco, ti ho fatto scappare. Volevo approfittare, ragazzi, anche se mi sento un po' a disagio che mi sono fatto la barba, perché già so brutto del mio, mi faccio anche la barba, so peso ancora, però in compenso adesso ho tutti i denti, cioè tutti. Volevo rilasciare un attimo pubblicamente, se qualcuno per caso dovessero seguire le istruzioni per come allestire un campo rom. Tendalino aperto, non importa quanto, l'importante è averlo aperto. Tavolino con l'Xbox, l'ho visto fare. Il cane fuori, tassativamente pericoloso. La bicicletta non legata come segno di dominanza del territorio. Dei membri del clan che dormono in macchina. E ho detto tutto. Vieni un attimo, ti faccio vedere una cosa. cioè, guarda che discarica, pazzesco. Qui da noi invece è pulito. Dai Zoe, che se lo fare un... Qui da noi invece è pulito perché Fabio e Giovanni, che sono arrivati in anticipo, aspetta che se arriva il vento corrodo non si sente niente, hanno ripulito un po' la zona. Però ragazzi, veramente Mi ero dimenticato nelle istruzioni per i campi rom che c'è da spaccare tassativamente bottiglia. Mi pare essere Rambo dei poveri, Dio caro, carabina. Che bello. Ho sbagliato? sì, ma se mettiamo la lattina non è più spago bottiglia, è spago lattina, cioè... Lattina. va bene, non è la stessa roba. Ho fatto il militare io. Niente. L'hai beccata? Sì, ho sentito il rumore. E sai perché? No, dopo lo dico dopo. Oh cicecchino, cicecchino. Presa. La fate d'inculo. Presa. Istruzioni, se devi fare spaccabottiglia, attento a non avere il mirino troppo vicino, se no ti viene rinculo e ti arriva una bella tega. Stiamo andando ad esplorare un campeggio abbandonato, perché abbiamo provato di tutto di abbandonato, ci mancava il campeggio, giustamente. Eccolo. Vai Sigari!